Vedrime Anticipazioni episodio 133. Jeanne e Sanem, un legame speciale. Sanem sta ancora cercando la sua collana ed Eren, che lavora con l'intera squadra per realizzare lo sport commerciale per le creme, la invita ancora una volta a unirsi a loro. Lei invece ha bisogno di allontanarsi, li invita a continuare e afferma che tornerà presto. Bulut dice che non possono permettersi tanti soldi per lo spot e Sanem suggerisce di filmare in fattoria. Muso invece suggerisce qualcosa inerente alla giungla, mentre JJ parla di supereroi. Eren si rivolge a Bulut e chiede se stia ridendo di lei. Lui risponde che lei va in giro come se fosse Cleopatra, per quello che gli viene da ridere. Sanem, in relazione a questo discorso, coglie uno spunto per la campagna pubblicitaria, perché Cleopatra era una donna forte e bella. Chiedono così ad Eren di interpretare Cleopatra. Lei è terrorizzata, ma Jeanne la invita a pensarci su e a non dare subito una risposta. Poco dopo Jeanne raggiunge Sanem, seduta in cima al molo. Lei sta guardando il mare e Jeanne sottolinea che è evidente che stia cercando qualcosa dalla mattina. Così le chiede cosa sia affinché possa aiutarla. Le risponde che è alla ricerca dell'anno che ha perso e che se vuole può aiutarla. Successivamente Sanem raggiunge il cane e parla con lui, convinta che sia stato proprio lui a sottrarle la collana. Afferma che ha qualcosa che le appartiene, deve ridargli la collana e lei prenderà il suo osso. Da lontano Eren la vede parlare col cane e pensa che la situazione sia grave. Eren accetta finalmente di interpretare Cleopatra e Jeanne si prepara per le riprese. Intanto Sanem è sempre più preoccupata perché non riesce a trovare la collana. Alla fattoria arriva Ygit, che si giustifica con Sanem dicendo di essere venuto per incontrare Bulut. Sanem non ha nulla in contrario, ma si accorge che Ygit ora cammina bene. Poco dopo, mentre parla con Bulut, Ygit racconta che Sanem non ha accettato la sua proposta di matrimonio e che si sta allontanando da lui sempre di più e che teme che non potranno più essere amici. Aggiunge poi che Jeanne è una persona pericolosa che va in giro a fare del male a tutti e non dovrebbe stare attorno a Sanem. Ma Bulut lo rassicura che non deve preoccuparsi, Jeanne è simpatico e sembra che tenga veramente a Sanem. Ygit giunge alla conclusione che Jeanne ha impressionato anche lui, ma ribadisce che non c'è da fidarsi e bisogna tenerlo d'occhio. Successivamente Ygit scopre fortuitamente che un operaio soffre di allergie e sembra che stia pensando a qualche piano. Jeanne e Sanem si trovano in casa a parlare, seduti vicini in merito allo spot. Sanem si rende conto che averlo accanto le fa un certo effetto e si lamenta per il caldo. Jeanne la stuzzica e le chiede se ha notato che tutte le volte che lo guarda o parla con lui si tocca il cuore. Lei risponde che in realtà tocca la sua collana e Jeanne le chiede allora se stia cercando proprio la collana che indossa sempre. Lei lo ammette e lui le dice che deve essere caduto in giro. I due tornano dagli altri. Jeanne afferma che le attrezzature per lo spot sono pronte e invita Sanem ad andare in città con lui per ritirarle. Lei accetta e va a prepararsi. Durante il tragitto per andare in città, la voce interiore parla a Sanem. Le fa presente che Jeanne le ha chiesto se ha qualcosa che gli appartiene. Lui sa che lei ha tenuto l'anello e vuole che confessi che non si è dimenticata di lui. La voce la invita a non cadere in questo gioco, lui sta facendo come il gatto col topo. Sanem poi confessa a Jeanne di avere una voce interiore. Jeanne aggiunge che vorrebbe essere lui la sua voce interiore. Jeanne e Sanem tornano alla fattoria e si salutano, poi lei si incontra con Deniz e lei confessa di aver nuovamente perso la testa per Jeanne, di non poter fare a meno di lui. Questo nuovo Jeanne potrebbe farla di nuovo innamorare. Successivamente Sanem entra in casa di Miriban dove vive Jeanne per cercare la collana, ma trova la sua bandana e la porta via. In quel momento Jeanne sta facendo la doccia. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!